La prospettiva della privatizzazione degli ospedali di Latisana e Spilimbergo, le preoccupazioni anche dei territori dei sindaci. Guarda, ti incontro tutti, però quando si parla di sanità privata non stiamo parlando di servizi che vengono garantiti pagando, stiamo parlando di convenzionata. Convenzionata vuol dire che sono servizi gratuiti e universalistici per i cittadini, non cambia nulla. L'unica differenza è se il servizio è svolto da una struttura pubblica, quindi pagata con i soldi pubblici, o una struttura privata che comunque è pagata con i soldi pubblici per servizi che eroga gratuitamente e universalmente ai cittadini. Dopodiché ragioniamo qual è la migliore organizzazione sui singoli presidi, come può crescere e avere nuove opportunità. Io ricordo che San Raffaele è una struttura privata in convenzione. Da tutta Italia vanno a curarsi una struttura privata in convenzione, quindi gratuitamente per un servizio gratuito. E così ci sono tantissime realtà, quindi demonizzare una o l'altra circostanza è semplicemente una speculazione politica sulla pelle dei cittadini. Noi la domanda che dobbiamo porci: che servizi possiamo garantire ai cittadini, come possiamo migliorarli? E da lì si dà la risposta. Invece qui si fa speculazione politica e partitica e la si fa sulla pelle dei cittadini. Spero che i cittadini lo capiscano e non vadano più dietro a chi continua a lanciare allarmismi ingiustificati soltanto per lucrare politicamente, perché è quello che è avvenuto negli ultimi 20 anni in sanità e i risultati non mi sembrano eccellenti.